Vicepresidente, allora la parola pace la fa da padrone. Abbiamo scelto un luogo evocativo, 5.400 defunti della Grande Guerra qua sepolti, per cominciare un percorso importante che è quello di fare 4 anni di eventi, iniziative, confronti che abbiano fortemente il valore della pace come condimento, la parola cultura come pietanza e l'investimento sul turismo come futuro. Questo è il nostro obiettivo. Faremo 4 anni intensi in rapporto con i territori, con i comuni, col paesaggio e certamente pieni di valori. Ecco, questo fine settimana, il prossimo invece a Villa Contarini, cosa ci sarà? Abbiamo presentato un mese fa, in quella della Mostra del Cinema di Venezia, il film Fango e Gloria. Lo riproponiamo in Villa Contarini, una stagione importante di lancio dei 4 anni di Grande Guerra. Il presidente Marini, che è il presidente nazionale del comitato, Paolo Mieli, che ci farà una lezione magistralis proprio sul tema specifico, l'Orchestra della Fenice, che ci intratterrà nella serata di sabato, quindi venerdì pomeriggio, tutta la giornata di sabato, e soprattutto grandi rievocazioni, grandi momenti di recupero di in qualche modo percorsi della Grande Guerra dentro la Villa Contarini, in quella di Piazzolla sul Brenta.